e ascolteremo questa sera una poesia scritta da Eugenio che comunque è anche in tema con il Natale che si sta avvicinando. Infatti è un dialogo tra un giovane e Dio, e Eugenio ci farà così sentire questa poesia a due voci. Infatti la declamerà non solo lui ma accompagnata da Salvatore. Il titolo della poesia è appunto Passatemi la mano pa coscienza. Gesù Cristo, a me non mi risulta che ti dà mise in croce è il napolitano. Se a storia conto giusto e non mi inganna, nessuno di voi chi ci appartiene, né chi le cade in giovane sti piedi, né chi le cade in giovane sti mani. Sono anni ormai che vengo in questa chiesa e che succede sempre la stessa cosa. Io che ti parlo in Napoli di guai che sta passando, tu che resti impassibile per tutte che la fanno. Io che mi guardo per mi fare capace, tu che nemmeno senti questa voce. E voto mi dimanda che sta croce, se è che è Cristo o è legno per bruciare. Sia la croce è che è Cristo, sia un legno per bruciare. Ma tu che stai dicendo? Che vai a giastare? Mamma lo buono a me, chi è che sta parlando? Sono io, sono Gesù Cristo. Dimmi, che vai cercando? Ma allora è proprio vero, se tu che stai parlando, è proprio la voce tua quella che sto sentendo. È proprio la voce mia. Parla, te sto a sentire. Posso parlare sincero, ma là tutta sta briga, non è che quando muore... Parla, può stare sicuro. E allora dimmi, spiegami una cosa, perché sti preti sono così maledetti? Perché un napolitano è senza Dio? Perché con lui il cielo sta a dispietto? Popata terra siete tutti uguali. Il cielo è giusto, non fa preferenza. Se a Napoli si campa così male, passatevi una mano per la coscienza.